Cittadine e cittadini, cittadins nestris, državljani, Mitbürger, cittadini del nostro Friuli Venezia Giulia e della Mitteleuropa aquileiese tutta. Oggi, 25 gennaio 2023, sono 7 anni, sono passati invano 7 anni dal caso Regeni, il ricercatore friulano massacrato impunemente in Egitto nel 2016. Ebbene, cosa ha fatto la patria Italia? Come difende l'Italia i suoi figli? Abbiamo visto governi di sinistra e di destra unanimi nel dimostrare al mondo come gli italiani si possono tranquillamente tagliare a pezzi, che non esiste una patria, non esiste uno Stato in grado davvero di rivendicare, anzi di imporre ai barbari giustizia. Sinistra e destra italiane al governo, entrambe pronte a stringere la mano ai nuovi faraoni d'Egitto perché fanno comodo alla politica americana di cui siamo servi e perché fanno comodo agli affaristi italiani. Per cui questo sarebbe patriottismo. Riverirli, questi faraoni, sarebbe patriottismo. E non parliamo poi del volgare popolo senza onore che per una vacanza a Sharm el Sheikh è pronto a sputare sulla tomba insanguinata di un eroico connazionale. Forse se Regeni fosse nato a Trieste quando Trieste era Austria, non sarebbe finita così. Patriottismo italiano. Eccolo il patriottismo italiano. Rispettiamo profondamente chi è animato davvero patriottismo, perché il patriottismo per qualunque patria, a favore di qualunque patria, è un atto d'amore, è un sentimento di affetto per la propria terra, per le proprie terre, per la propria gente, per le proprie genti. Ma è patriottismo stringere la mano a chi si fa beffa da 7 anni di un intero paese? Patriottismo quello? I friulani forse devono cercarsi un altro stato protettore, visto che Mamma Italia è così tiepida e di così tiepidi sentimenti, così scarsa di sentimenti. È dal 2017 che, quindi 6 anni fa, che ogni 25 del mese il Fogolar Civic e ora il Fogolar Politic, ovvero il civismo friulano più vero, antico, orgoglioso, radicato, irriducibile come erano gli antichi aquileiesi, ebbene quel civismo reca una dedica a Udine presso la colonna forense della giustizia per ricordare la vergogna egiziana, ma anche e innanzitutto italiana, dell'impunito caso Regeni. Non prevalebunt, non prevarrà l'oblio, non prevarrà l'insensibile furbesca politica di chi si acconcia a lustrare le scarpe ai tiranni del mondo in cambio di risorse vitali. Non può essere questa un'Italia da amare, da rispettare e in grado di imporre rispetto. Un sogno, un mito. Ripartiamo da questo. Non arrendiamoci a considerare questo l'unico modo di stare al mondo. Non era questa l'Italia di chi volontariamente si è battuto per secoli per renderla libera e migliore. E non è il nostro Friuli Venezia Giulia, questa incredibile regione, prima fra tutte, a togliere lo striscione rivendicativo di giustizia per il nostro Regeni. Che vergogna! Una vergogna terribile, atroce, ma quale insegnamento per la gioventù? Cosa devono imparare da noi la gioventù di oggi? Cosa deve imparare la gioventù di oggi da noi? Da docente ricordo perfino l'ostilità ad affrontare il tema a scuola, per esempio in un insopportabile Interland udinese da strapaese, dove l'argomento dava fastidio a questo, a quel politico, infastidiva anche lo stupido pragmatismo da osteria friulano che in Regeni ha visto spesso un rompiscatola più che un eroico figlio della patria friulana. Non è questo il nostro Friuli Venezia Giulia.
non è questo, ne aspettiamo un altro.